Tutti lo sanno, ma nessuno lo ammette, almeno apertamente. Ma come si sa, prima o poi i nodi vengono al pettine e il caso Agrigento è così scoppiato. Forza Italia, nascosta sotto il simbolo del Patto per il Territorio, correrà per le primarie assieme al Partito Democratico nell'ambito di una grande coalizione a prevalenza di centrosinistra, sempre che Michele Cimino, proveniente dal centrodestra, abbia convintamente e realmente cambiato idea rispetto al suo trascorso politico. Un accordo raggiunto sancito dai leader provinciali e regionali delle varie forze politiche in campo. Tra i protagonisti di questa alleanza, certamente anomala, il vice segretario regionale degli Azzurri in Sicilia, Riccardo Gallo, che è anche fondatore del Patto per il Territorio, il presidente della regione, Crocetta, e il deputato nazionale del Partito Democratico, Angelo Capodicasa, che esattamente un mese fa, da noi sollecitato, si era espresso così. Nell'alleanza non prevediamo e non contempliamo, questa è una decisione che abbiamo preso, liste con il simbolo di Forza Italia, quindi questo mi pare del tutto evidente e su questo la decisione nostra e non solo nostra, anche della coalizione, è abbastanza netta. Poi il Patto per il Territorio, che diciamo fluttua perché il movimento esisteva prima, se sono diventati tutti Forza Italia, non capisco perché continuano a mantenere in piedi la sigla di Patto per il Territorio. E il segretario siciliano Fausto Reciti prova a smorzare i toni. Nessun accordo con Forza Italia ad Agrigento e c'è un'intesa con alcuni movimenti civici, tra cui Patto per il Territorio, che al suo interno ha anche esponenti di Forza Italia che hanno deciso di aderire al progetto. E che esponenti, aggiungiamo noi, Riccardo Gallo è il numero 2 in Sicilia degli Azzurri. Per Giuseppe Lauricella, deputato nazionale del PD, le primarie con il centrodestra devono saltare. Non accettiamo lezioni da nessuno, è la reazione di Giuseppe Zambito, il principale artefice della creazione della coalizione Agrigento 2020. Se non avessimo fatto questa scelta saremmo rimasti all'angolo, spiega il segretario provinciale del PD, e saremmo stati comunque criticati dagli intellettuali di sinistra. Ma la polemica sembra essere scoppiata bipartisan. Gran parte della classe dirigente di Forza Italia ha chiesto la convocazione d'urgenza degli organismi di partito sabato a Palermo per fare chiarezza sulle alleanze. Forza Italia è all'opposizione sia a Roma che in Sicilia, non esistono collocazioni mediane, questa è la nostra posizione ufficiale, sono le parole del coordinatore regionale nell'isola Enzo Gibino. Ogni riferimento a intese col PD è destituito di fondamento, stop alle polemiche, tuona Marco Falcone, capogruppo degli Azzurri all'Ars. Anche Lillo Firetto, candidato sindaco alle amministrative di Agrigento, attacca l'accordo. Avrebbero voluto anche me in questo calderone, precisa, ma ho detto no, e annuncia: vi dico che vincerà con assoluta certezza il candidato di Riccardo Gallo, Silvio Alessi, alle primarie. Vedrete che ho ragione, io non mi faccio esprimere dalla coalizione del centro-sinistra né da quella di centrodestra, dice ancora Firetto, corro da solo con 2 liste civiche. Polemica anche Giusi Savarino, ex deputato DC all'Ars e oggi leader di Amoni Sicilia. Mentre Berlusconi rompe il patto del Nazareno, è vergognoso che ad Agrigento un suo deputato partecipi alle primarie della sinistra, primarie che, se non saranno fermate, si terranno il prossimo 22 marzo. 4 i candidati in corsa: Silvio Alessi, Epifanio Bellini, Piero Marchetta e Peppe Vita.